verità non fa male. No. È il dubbio, l'incertezza che tormenta l'anima. Nella vita e nella morte ci sono le cose vere e le cose supposte. Vero. Le cose vere mettiamole da parte. Ma le supposte? Le supposte dove le mettiamo? Direi che per il momento accantoniamo le supposte. Sì. E allora ben ritrovati con Antonino Danna che ha appena terminato l'improba fatica della rassegna stampa. Abbiamo ascoltato anche un pezzo della colonna sonora di Ultimo Tango a Zagarolo, se non vado errato, ovvero solo l'ultimo dei belli con Franco Franchi. E, intanto buongiorno Antonino, ribuongiorno. Siamo tutti Giulio, pronti. mi sorprende questa tua conoscenza È un grandissimo di film. Questa... Fu un grandissimo stupendo, film. stupendo. Con Ultimo Franco Tango Franchi... a Zagarolo del 73, come no? Il cappotto cammello di Franco Franchi che era simile a quello di Marlon Brando, è indimenticabile. Straordinario. Comunque, bando alle ciance, bando alle nostalgie, perché la nostalgia canaglia ci sta prendendo troppo in questo scorcio di fine agosto, come tu ben sai. Sì. E allora andiamo al dunque decisamente. e prepariamo le le orecchie per la supposta. Allora, senti, per quanto riguarda la Le supposta, ecco, le supposte odierne, intanto comincerei con la Francia che è alla canna del gas, visto e considerato che non riesce a fare un taglio del suo elefantiaco debito pubblico, anche perché hanno un welfare molto costoso da mantenere. I nodi stanno venendo al pettine e siamo sempre lì, cioè la gente probabilmente alla fine o si farà un accrocchio di governo giusto per tenere in vita Macron, oppure si farà che si andrà a nuove elezioni, ma come sempre i gollisti non si metteranno con la Le Pen perché la Le Pen è brutta, sporca, cattiva e le puzzano i piedi, e di conseguenza ci sarà un altro accrocchio di governo che sarà fatto mettendo praticamente dentro tutti, da Dracula a Topo Gigio, passando per gli antenati, e faranno il governo in Francia e tireranno fino all'anno 2027, sempre che non arrivi la troika. Prima supposta. Seconda supposta, questa l'ha confezionata l'immenso Roberto Giardina da Berlino. I crucchi non riescono più a mantenere nemmeno loro il welfare. Addirittura c'è stato un fenomeno che ha avuto il coraggio di dire: ah beh, però potremmo fare un anno sociale per i pensionati, cioè un uomo di 67 anni che piglia e fa un anno di lavoro al posto di un giovane che verrà poi assunto in seguito, per esempio nell'esercito, lavorando ai servizi sedentari. In Germania ormai si sono bevuti francamente il cervello. Per quanto riguarda poi, diciamo, la nostra situazione attuale, io voglio segnalare la terza supposta. Sì. È una supposta che ci becchiamo tutti quanti, perché la collega Sorrentino, Giulia Sorrentino, sul Tempo, da qualche mese sta facendo un'inchiesta sulle connessioni tra la sinistra italiana e un Islam che non è propriamente benevolo nei confronti dell'Italia. E ieri, sulla base di un documento desecretato nel 2014 da Renzi, è venuto fuori che questo Hannun, o meglio, c'è un tale che si chiama Hannun, che viene indicato dal Sismi nell'86 come coinvolto negli attentati alla moschea, alla sinagoga di Roma dell'82, a Fiumicino nell'85. E la domanda è: questo signore è lo stesso signore che oggi ha queste associazioni pro-Pal, che in realtà finanziano Hamas e rappresenta Hamas in Italia, sì o no? Lo vogliamo sapere da questo governo, perché nel momento in cui si appurasse che non è un'emonimia ma si tratta dello stesso personaggio, evidentemente il governo dovrà prendere determinate decisioni. Ma questa storia la racconta soltanto il Tempo e nel più totale disinteresse, perché giustamente i giornaloni sono impegnati a raccontarci della protesta pro-Pal alla mostra di Venezia e chi se ne frega. Che altro aggiungere? Sì. Vado verso la fine. Il centrosinistra ha trovato il candidato per la Campania, Roberto Fico, l'ex presidente della Camera. Quindi Conte praticamente sta facendo man bassa. Campania e Calabria. Che dice De Luca al proposito? Questo è da capirlo, perché De Luca chiede un posto per il figlio o comunque chiede una elezione nel consiglio regionale. Non ci sa stare lontano dalla roba alta, diciamo alta politica.
Sì, anche perché ieri c'era un'analisi, non ricordo su quale giornale, nel quale si diceva: "Sì, certo, è tutto molto bello, ma De Luca è qualcuno", ecco, era un'analisi di Galli della Loggia sul Fatto. Mh-mh. Lui diceva questa cosa, il professore, cioè sì, tutto molto bello, però, con questo sistema regionale tu crei degli autocrati locali, per cui De Luca è De Luca certamente in Campania, ma appena passi il fiume Calore ed entri nel Lazio, lui non è più nessuno, non ha più alcun peso elettorale, non porta voti, non conta niente. Discorso ben diverso, il povero Zaia, posso dirlo, io credo che Zaia non sia stato trattato col rispetto dovuto dagli alleati di governo, questo l'ha detto anche il sottosegretario Morelli nell'Italia da fare, nel suo inserto di quest'oggi, perché a sto povero Cristo prima gli hanno detto di no alla lista Zaia che poteva portare voti. Poi lui si è offerto di fare il capolista in tutte le circoscrizioni del Veneto. Poi siamo ancora al carissimo amico per decidere chi sarà il candidato del centrodestra in Veneto per il dopo Zaia. Insomma, io credo che uno con un curriculum del genere avrebbe meritato, diciamo, più rispetto. Ecco, non parliamo di posti, prebende o quello che vuoi. Un po' più di rispetto, tutto qua, una cosa, diciamo, di stile, se vuoi. Bene, intanto oggi alle 12 al meeting di Rimini Giorgia Meloni, alle 15 Matteo Sì, Salvini. yes sir. Ma dal meeting di Rimini cos'è uscito secondo te finora? E poi ci salutiamo. Il suppostone riminese cosa... Il suppostone riminese viene da Roberta Mezzola, la presidente dell'Europarlamento, Beh, che parla c'è con stava questa... anche Mario prima però. Sì, sì, c'è stava anche Mario, però Mario ormai ha fatto il tempo che ha fatto, il tempo che trova. Invece Prodi oggi su Repubblica dice chiaramente che con i leader che ci sono l'Europa sostanzialmente non ha un futuro davanti, perché o l'Europa diventa unitaria sulla difesa, sulla politica e su queste cose, o altrimenti questi leader barometrici, li ha definiti, che cambiano umore col cambiare dell'umore della popolazione, praticamente significa essere irrilevanti a livello mondiale, Allora, che è quello che ha detto pure Roberta. intanto Matteo Salvini in un'intervista al sussidiario.net, poi mi sa che la riprendiamo più in dettaglio, dice, e la riprende anche in parte l'agenzia ANSA in questo momento, in un'ultima ora, nella legge finanziaria del prossimo autunno ci saranno la flat tax, in che termini ancora non è preciso, non l'ha precisato, comunque flat tax, pace fiscale e rottamazione delle cartelle, ciò che si aspettano milioni di italiani. Vedremo. Ecco, mi pare un'ottima idea questa. Intanto allora Antonino, grazie e buona mattinata. Te passi direttamente dal caffè al Campari come noi? Sì, perché sostanzialmente alle 12 abbiamo Capitaneria di Ah, Porto, non perdetela perché oggi ci occuperemo del caso De Martino con Valentina Tarricone, della Tarricone Investigazioni, e poi parleremo della ragazza che sarebbe morta di malnutrizione, in realtà è morta di leucemia in quel di sì, Pisa con Celeste una Vitti. ragazza palestinese, va Quindi, bene. sì, Grazie Antonino, allora a più tardi di nuovo con Capitaneria di Porto e buona mattinata. Noi anche a te, buon ci lavoro. salutiamo con il già citato Franco Franchi in Ma compagnia. oggi c'è Carlo? Oggi c'è Carlo Cambi alle 11:10 circa, lo dico a beneficio anche di chi ci sta ascoltando. Poi io lo saluto con tanto affetto il nostro Arlo. Che Senz'altro, cavolo. porgerò, Eh. girerò i Voglia tuoi te. saluti. Ciao, un A abbraccio. te. Ciao. Ciccio, suppone che tu fossi al posto suo, che faresti? Io non suppongo, guardo la realtà, alle cose vere. D'accordo.